Depositate liste e simboli, parte la campagna elettorale. A Treviso si sono presentati i candidati del MIR, i Moderati in Rivoluzione, movimento fondato dal tycoon modenese Giampiero Samorì, che candidatosi alle primarie del PDL, poi annullate, ha scatenato più di qualche mal di pancia in via dell'umiltà. Ed infatti i candidati sono quasi tutti azzurri, che si dicono profondamente traditi dal PDL e proprio ai delusi del partito di Berlusconi si rivolgono. Noi riteniamo di essere stati traditi dal PDL, da un apparato di partito verso il quale sono convinto anche ormai il presidente Berlusconi ha poca capacità di manovra. La lista è comunque apparentata al centrodestra e molti dei candidati continuano ad esercitare le funzioni di amministratori locali nelle file del PDL. Nessuna incoerenza o imbarazzo, dicono, ribadendo la propria contrarietà soprattutto alla candidatura dei soliti noti nella cerchia dell'ex premier. Votando MIR comunque si dà un voto a un'area politica, a dei valori e degli ideali nei quali ci si riconosce, ma contestualmente si eleggono sicuramente delle persone nuove. Ma tra gli scontenti delle liste del PDL non ci sono solo i nomi di chi è confluito nel MIR, delusione nel partito anche per diversi parlamentari uscenti esclusi dalla competizione come il trevigiano Maurizio Castro. Stop alle polemiche il coordinatore regionale Alberto Giorgetti. Come sempre, quando si va a fare i conti con una lista e con un ordine di lista, è evidente che si cerca di fare la migliore operazione possibile, credo che sia stata fatta, le posizioni saranno meno dell'altra volta e bisognava garantire anche un percorso di rinnovamento. Credo che l'esperienza che hanno vissuto loro sia stata comunque un'esperienza positiva e che sarà ancora utile al partito.